Fabio Capuana, presidente dell'associazione Siamo Madonie, location bellissima, un'inaugurazione di buon auspicio, un obiettivo primario. Quale sarà di questa associazione? Ma quello che ci ha portato a crearla, cioè il fatto di poter portare in alto quelle che sono le eccellenze di questo fantastico territorio che sono le Madonie. Noi non ragioniamo in termini di campanilismo, in termini di Castelbuono, noi ragioniamo in termini di territorio che parte dal mare e arriva alle montagne. Quindi, siccome abbiamo tantissime eccellenze e non parliamo soltanto di eccellenze gastronomiche, eccellenze turistiche, parliamo anche di cultura, parliamo anche di medicina, parliamo di moda e tanto altro, di sport e parliamo di tanto altro. Quindi l'interesse primario è quello di riuscire a portare in alto qualsiasi figura o qualsiasi azienda possa dare un quid in più al nostro territorio. Ci piace anche sapere che all'interno dell'associazione c'è questo connubio di maturità e di giovani che vogliono ritrovare proprio il vero significato appunto di questo territorio. Abbiamo voluto, mescolare un po' l'esperienza alla vigorosità e alla voglia di fare che può dare il giovane, perché c'ha sempre quella voglia di fare, di certe volte di strafare, ma in questo caso siamo certi che sapranno dare il massimo, perché come dicevi tu c'è un connubio che ci può consentire di spiccare il volo come associazione. L'idea di far sorgere questa associazione parte anche probabilmente per cercare non soltanto in Sicilia ma in tutta Italia di far conoscere ancora di più la forza e la determinazione di coloro che vivono questo territorio. Assolutamente sì, l'idea nasce per contrastare quello che accade un po' in tutte le regioni italiane. Nell'entroterra c'è lo spopolamento e il prosciugamento di quelli che sono i nostri comuni e le nostre piccole realtà. Noi lo dobbiamo contrastare. Contrastare come? Cercando di dare quell'impulso e far mettere in evidenza quello che di buono abbiamo, e ce n'è tanto, quello che di buono abbiamo nei nostri territori. Paese mio, vorrei essere terra, quella terra che accoglie i tuoi lecci, le tue querce possenti. Vorrei essere vento, l'aria mite che sfiora i tuoi monti impregnati di luce. Vorrei essere pace, il silenzio che avvolge la valle su cui vegli da tempo. Vorrei essere l'istante, il respiro, il vissuto di un attimo, un tuo fiore di campo, o magari un frammento di un tuo sasso su cui insiste la pioggia, o il tuo sole cocente, o anche l'eco soltanto, una nota di quel solito canto che ti dedica il vento. Io ti vivo, resterà la mia impronta tra le tante nel tempo. Continuiamo a conoscere gli uomini e le donne di questa neonata associazione Siamo Madonie, che opera nel settore dell'arte, della cultura, dello spettacolo, e conosciamo anche il segretario di Siamo Madonie. Siamo con Antonino Inguaggiato. La voglia e la determinazione di far nascere una nuova associazione nasce perché? Questa associazione nasce perché fondamentalmente si sente il bisogno di portare un po' di cultura, la cultura in maniera molto generale, che la cultura non necessariamente deve essere libro, scuola e quant'altro. Quindi si sente la necessità di portare il mondo della cultura nei paesi delle Madonie, nelle aziende, tra le persone, tra i ragazzi. Quindi è questo che ci spinge ci ha spinto a creare questa associazione, perché secondo me è una cosa che un po' sul nostro territorio manca.
che vanno via. Noi faremo del nostro meglio affinché con il nostro piccolo supporto, con questa nuova associazione, magari riusciamo a trattenere qualche giovane sul nostro territorio vasto, bello, soprattutto, credetemi, da vedere. Da vedere e anche da gustare, perché insomma l'arte culinaria non manca certamente da queste parti. L'arte culinaria non manca, parliamo di Castelbuono, una bella cittadina, ma possiamo parlare anche del piccolo paesino della Sicilia che è Sclafani Bagni, dove c'è un ristorantino stellato. Quindi possiamo parlare di tutto e di più se parliamo di cucina per quanto riguarda le Madonie. Sicuramente Siamo Madonie nasce con l'intento della promozione di attività e eventi culturali, dalle riunioni, dalle conferenze per studio, a gruppi di lettura, a eventi musicali ed enogastronomici, ma anche attività sociali di solidarietà e di integrazione sociale. Un laboratorio culturale aperto a tutte le generazioni per cercare il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla crescita di un territorio, soprattutto il territorio delle Madonie, ecco il nome, Siamo Madonie. Io sono una persona che lavora bene sempre in gruppo e quindi credo fortemente nel lavoro in rete. I comuni, le comunità del territorio devono fare rete, solo così si può veramente puntare sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Dobbiamo puntare appunto sulla conoscenza del territorio, perché il sapere e la conoscenza sono due pilastri fondamentali della crescita culturale, non solo crescita culturale ma anche sviluppo economico in un territorio che ormai da più di un decennio sta subendo lo spopolamento e quindi un lento declino. E allora attività culturali anche per attirare visitatori e turisti, per farli innamorare di questo territorio, delle nostre bellezze, la costa come il bosco, i monumenti, per far sì che possano ritornare nel nostro territorio. Cultura, moda, spettacolo, arte, chi più ne ha più ne metta, il territorio insomma ha bisogno di una realtà nuova come questa associazione per valorizzare quelle che sono le tradizioni di un territorio che è ormai millenario. Già la nostra terra, la Sicilia, è una terra abbastanza poliedrica, spettacolare. Se dentro ci mettiamo tutte le nostre risorse che sappiamo valorizzare, cosa che ancora viene fatto poco, già è solo la promozione e solo altrettanto dare una spinta a quei valori che sono valori storici, monumentali, specialmente in particolar modo ambientali. È un obiettivo che oggi in certi luoghi, in particolar modo anche sulle Madonie, è un po' carente, perché non viene assolutamente osservato da vicino quali sono le difficoltà e come promuovere un territorio anche obiettivamente verso il turismo. Tra l'altro l'associazione ha un connubio giovani e anche persone che con la loro esperienza possono ulteriormente lanciare il loro messaggio con più determinazione.
Sì, è proprio questa, la speranza dell'associazione, intanto quello proprio di associare e mettere dentro un valore umano e in particolar modo dei giovani, perché è chiaro che rivolgersi ai giovani significa avere quella speranza di rinnovamento che non solo culturale ma generazionale, ma anche trattenerli in un territorio dove c'è una fuga, perché il territorio delle Madonie è un territorio che oggi disgraziatamente ha perso buona parte dei giovani per andare fuori, ma non vanno via perché non gli piace il nostro territorio, vanno via perché purtroppo cercano lavoro e hanno ragione, perché gente che si laurea, gente che ha un titolo che poi non riesce ad avere un'occupazione nella nostra terra. Un direttore artistico è sempre molto importante all'interno di un'associazione, perché da lui partono anche le idee per valorizzare non soltanto il territorio, ma per valorizzare anche quelli che sono gli obiettivi della stessa associazione. Abbiamo un territorio vastissimo con delle identità culturali e tradizionali non indifferenti. Quindi la nostra associazione sicuramente collaborerà con gli enti locali, ci sono tanti comuni che fanno parte delle Madonie e appunto per la valorizzazione, la promozione e la conservazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale, che è immenso. Abbiamo un territorio che va dal mare alla montagna, che può offrire tantissimo al turista, al visitatore. Mancano le strutture, perché non abbiamo tantissime strutture, però con la promozione turistica sicuramente incentiveremo l'apertura di case vacanze, di B&B e chissà anche di alberghi, quindi strutture nuove che accoglieranno il turista, e noi con i nostri eventi di eccellenza cercheremo di far passare al turista, al visitatore, all'ospite un soggiorno molto piacevole nel nostro territorio. Condividere e agire in sinergia con le amministrazioni locali in maniera tale da programmare degli interventi, delle programmazioni artistiche, culturali nel territorio a seconda appunto dell'identità di ogni singolo comune, e soprattutto calendarizzare gli eventi in maniera tale che non si accavallano come succede adesso. Adesso magari in 3 comuni, Cefalù, Castelbuono e Polizia ad esempio, nella stessa giornata ci saranno 3 eventi. Invece diamo la possibilità al turista, al visitatore di poter godere dei 3 eventi e poter godere appunto del territorio, alla scoperta del territorio delle Madonie. Un'occasione importante, la crescita e la nascita soprattutto di un'associazione che vuole mirare indubbiamente ad una valorizzazione del territorio delle Madonie, ma non soltanto delle Madonie. A larghe vedute ho l'impressione il presidente Capuana. Sì, certamente è un momento importante perché cittadini e realtà importanti del territorio madonita e di Castelbuono si mettono insieme, fanno rete per valorizzare e promuovere quella che è una realtà che è un'eccellenza siciliana, ma soprattutto una delle più belle realtà della provincia di Palermo, il territorio madonita che è ricco di ogni bellezza che Dio abbia potuto creare, ma soprattutto è ricco di tradizioni, di mestieri, di cultura, di genio e di testimonianze storiche. Un territorio che va valorizzato e soprattutto promosso in tutto il mondo. L'esperienza dei più grandi e la voglia di riscatto, ma soprattutto di costruire un futuro sul territorio e non lontano dal territorio dei giovani, può essere una miscela esplosiva, sicuramente con effetti positivi. Sì, l'associazionismo è comunque sia una scommessa con se stessi, una scommessa per i propri territori, una scommessa per il proprio futuro, perché è evidente che un associazionismo virtuoso aiuta le istituzioni a cambiare
un percorso, diciamo, di sviluppo di quella porzione di territorio. In sinergia tra essi è sicuramente ipotizzabile che i cittadini, che le persone riescono ad ottenerne dei benefici di varia natura, quando non culturali, di enogastronomia, sportivi e di qualsiasi altro campo. Quale potrebbe essere il più importante slogan per chi non conosce il territorio delle Madonie? Lo dicevo poc'anzi a chiusura di questo bellissimo convegno: coccoliamo le Madonie. Le Madonie sono il cuore pulsante della Sicilia, diciamoci le cose come stanno. Le Madonie possono essere un hub di atterraggio di tanti interessi virtuosi della regione siciliana, quindi vanno valorizzate ancora di più, vanno ripensate, vanno protette, vanno promosse. E poi c'è il grande bacino dell'arte che accompagna una location come nel caso di Castelbuono, che è meravigliosa. L'Italia possiede il 75% dei beni culturali del mondo. La Sicilia possiede una percentuale molto alta, che non dico perché non la ricordo bene, ma dei beni culturali d'Italia. Allora, credo di aver detto tutto già con questa risposta. È da criminali non valorizzare i nostri beni artistici, è da criminali non valorizzare tutto ciò che i nostri beni artistici possono darci in termini di storia, di cultura, di memoria e di turismo, e anche di business, perché no?